Superare gli svantaggi derivanti dall'insularità diventano da oggi un impegno preciso per lo Stato consacrato nella Costituzione, una vittoria per tutti gli isolani d'Italia. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo il voto avvenuto alla Camera dei Deputati, che ha così definito la lunga procedura per la modifica dell'articolo 119 della Costituzione. Musumeci continua dicendo: continueremo a lavorare in sinergia con Roma e Bruxelles affinché vivere su un'isola come la Sicilia non sia più una maledizione o un problema, ma una straordinaria opportunità in termini di dotazione infrastrutturale, servizi essenziali e qualità della vita. Voglio pertanto ringraziare il vicepresidente Armao per aver creduto in questo obiettivo e averlo perseguito per conto del governo regionale con passione e tenacia. Ma in cosa consiste il principio di insularità? La proposta di legge di iniziativa popolare modifica l'articolo 119 della Costituzione, quello che regola l'autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. Il nuovo comma inserito nell'articolo 119 recita: la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Il testo è approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi l'Aula della Camera ha votato con 412 voti a favore, nessun contrario e un astenuto, dando il via libera definitiva alla proposta di legge costituzionale per il riconoscimento della peculiarità nelle isole. Quindi si è superato lo svantaggio derivante dall'insularità. Un lungo applauso dell'Assemblea ha accolto l'esito del risultato con votazione praticamente unanime. Nel dibattito interviene anche il Presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino, che afferma come finalmente è stata riconosciuta in Costituzione l'insularità della Sicilia. Questo è uno splendido risultato che permetterà alla nostra isola di superare gli ostacoli relativi a infrastrutture, energia e diseconomie con cui la Sicilia si trova a fare i conti da anno. Una meravigliosa notizia, continua Giusy Savarino, per cui voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno lavorato, in particolare l'assessore Armao e il governo Musumeci. Nel dibattito interviene anche 5 Stelle, che afferma come abbiamo appena approvato in via definitiva la legge di riforma costituzionale che inserisce un comma all'articolo 19 dalla portata normativa dirompente. Da oggi, per l'onorevole D'Orso di 5 Stelle, afferma che la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Poche parole che segnano però un cambio di paradigma fondamentale, perché da oggi lo Stato si impegna a rimuovere tutti quegli ostacoli che i cittadini isolani saranno costretti ad affrontare. Questo quanto dichiarato appunto dall'onorevole alla Camera Valentina D'Orso.